Buongiorno, dobro jutro, guten Morgen, buondì. Allora, come i frussi van poca dottrine, sarebbe biel scuviargi che il Vangelo che senza neanche saperlo vivin già in chiesa tutti noi. Provate a pensare, quando infame alle un malato o alle un frutto piccolo, l'attenzione di tutti è proprio sul malato o sul frutto. E lì non sono come il Signore che leva a cirì i puars, i disgraziati, i malati, non sono compagni. Dopo, la femmina magari prepara di mangiare, e avanti a lavoro, e così anche l'uomo, e tutti e due e lavori perché si può preparare la tavola e chiattarsi insieme a mangiare la loro vita, di modo che loro qui faccio e dicono, c'è che si dice in inglese con le paraulis, che io mangio la mia vita. Si non capisce. Bon, al vengo al batte porte si va a viaggi, si lo clama dentro, si lo sente, si fa il caffè, si dà un tai, si lo tratta bene. E i sloveni dicono che è il forest che viene in chiesa, alle Cristo che viene acchiattati. E difatti anche dal capitolo 25 di Matteo lui dice la stessa roba. Noi al Vangelo anche che lì, chiappa in chiesa il forest. Buone giornate e buone vite.